drogato. Capelli lunghissimo, drogatissimo. Orecchini, ricchiusi. Donne che fumano e badracche. Tu fumi? Ogni tanto badracche. Ma no, Mi raccomando, no. non lo vedevo. È la primavera. Sabato mattina ancora droga. L'ora è già finita e la droga va. Quella drogata mia moglie ha iniziato a fare il cambio di stagione. Quando si fa il cambio di stagione mia moglie ci mette 6 mesi. Secondo me lo fa proprio lei il cambio di stagione, mette proprio il fiore sopra gli alberi, mette i funghi per terra, le castagne. Ho detto ma sveglia proprio gli animali. Orso, forza, fuori dalle larghe, ma fa stanzetto, forza. Marmotta, fuori il ghiro, allora sto ghiro, non c'è sto ghiro. Dove andate? Se ne andate a fare un ghiro. Allora tutti quanti, vai, via. E gliel'ho detto a quella badracca, ho detto, ma quando ci vuole a fare un cambio di stagione? E allora fallo tu. Ok, che stagione siamo? Inverno, come fa? Primavera, -3, -2, -1, primavera. A poi, quando c'è pure? Sei badracca trovata. Ha detto, vabbè, andiamo a comprare un po' di vestiti, mi ha portato a Valmontone, vicino a Roma, a Napoli, in Trasi di Spagna. Abbiamo risparmiato 120 euro, abbiamo speso 150 euro di benzina, secondo voi ci conviene la droga? Che poi devo dire la verità, i valmontini sono i valmontesi, i vallaccapi come si chiamano l'abitanti là, sono tutti drogati, valmontoni anche in estate, ma uno guarda questo valmontone addosso, ma ha cambiato nome. Chiamatevo va al canottiere, va al pantaloncino corto, va alle zuoccolo pere, uno sta più fresco. Io ho portato la mia moglie là, l'ho lasciata là a fare spese e mi sono andato a fare una bella passeggiata in questo paese, tutti bravi ragazzi, tutti con i capelli corti, senza la droga, bravissimi. Mentre camminavo a un certo punto mi sono perso. Ho chiamato un ragazzo e ho detto, scusate, mi sono perso, avete una cartina? Ho detto, no, avete una cartina. Venite con me, venite. Sono andato a perso questo ragazzo, bravissima. Mi ha portato con certi amici suoi, tutti i capelli corti, bravi, senza la droga. Mi hanno fatto sedere, c'erano tutte le cartine piccole, però senza niente di sopra di geografia, poi facevano loro il disegno sopra. C'avevano un bel pepe così grande, con l'accendino facevano così, facevano tanti pepi piccoli, una bella insalata fatta in casa, la farina che la facevano nell'ora. A un certo punto ci abbiamo consumato tutta questa roba. Siamo usciti in mezzo alla strada, ho visto una ragazza, mi hanno portato fuori a un locale, una ragazza che c'aveva una cosa dentro, anche un filo che... Ho detto, senta, batracca, il filo interdentale si usa in bocca, avete sbagliato il lato. Ho detto, no, come si permette? Mi state guardando il sedere, ho detto, è normale. Ho detto, sei un porco. Ma come, tu cammini con culo là fuori, o porco so che, ma come? Ma si batracca. Metti la mutanda di mia moglie e siamo tranquilli, no? E poi c'avevo un tatuaggio drogato, dietro qua, ho detto, scusi, ma quel tatuaggio drogato, ho detto, quello, perché qua dietro, proprio qua dietro? Ho detto, perché mi piace, perché ti piace, qua dietro. Allora a me mi piace un quadro, la prendete dall'armadio, perché mi piace, che bello nascosto, ti piace lo fai con tatuaggio, badracco. Poi siamo andati in questo locale, c'era un casino, una povera ragazza vicino a un palo, secondo me c'aveva una malattia perché gli prudeva proprio, si grattava così vicino a quello palo. A un certo punto iniziava a grattarsi, la gente gli davano i soldi per far grattare la medicina e a un certo punto il prurito mi ha pigliato pure a me. Abbiamo cominciato a grattarci tutti e due e a un certo punto abbiamo iniziato